può chiedersi perché costruire, scrivere un romanzo su un periodo così controverso ma così particolare della storia della Sardegna come l'avvio della conquista catalano-aragonese. Beh, anzitutto questo è un romanzo che è una sorta di risarcimento verso la storia della Sardegna, che in gran parte è una storia, diciamo, poco studiata e molto dimenticata, anche da noi sardi. Ed è stato affascinante raccontare quelle vicende, l'inizio della conquista dei catalano-aragonesi che cambiarono il corso e il destino della nostra isola per più di 4 secoli, intrecciare appunto i personaggi reali, Ugone, l'infante Alfonso, il re Giacomo II, Guantino Catoni, eccetera, con i personaggi di fantasia che sono tutti nel mio romanzo persone, diciamo così, umili, normali. Questo ha consentito di poter illuminare realmente non solo le questioni, diciamo così, dinastiche o le questioni delle guerre più o meno conosciute, ma anche la vita normale dei cittadini, degli agricoltori, dei braccianti sardi e delle donne sarde nel primo scorcio del XIV secolo. Ed è sempre affascinante raccontare, leggendo le fonti, le notizie che emergono ci confermano come la Sardegna abbia avuto una storia ricchissima e sia stata certamente conquistata e allo stesso tempo si sia integrata, ma allo stesso tempo abbia combattuto per mantenere una forma di identità. Questo è un aspetto particolare che, diciamo, emerge particolarmente da questo mio romanzo che, ripeto, è un romanzo, La conquista, dove la fantasia si coniuga, si collega, si fonde quasi con le vicende storiche di quel pesantissimo, durissimo periodo.